Rieccoci insieme, cari telespettatori, ben ritornati con noi, con le nostre ospiti. Adesso ve le presento subito. Prima vi introduco il tema perché è molto interessante. Innanzitutto ci fa spaziare con la mente, con gli occhi, avremo modo di vedere anche delle bellissime immagini, e poi ci rende possibili la realizzazione di alcuni sogni. Stiamo parlando di beni architettonici, artistici, di cultura del nostro territorio, quindi alla portata veramente di tutti, è estremamente facile da raggiungere, basta conoscerli, volerli andare a scoprire e concederci dei momenti, anche delle giornate veramente di immersione totale in un passato che comunque è anche un presente. Quindi abbiamo l'approfondimento sulle ville del nostro territorio, del Veneto ma del nord-est in generale, un patrimonio straordinario di beni che custodiscono non solo la vita di chi li ha vissuti e chi li vive tuttora, perché molti sono anche abitati, ma anche dei tesori nascosti, tesori d'arte incredibili. Poi, come ogni anno, immancabili per fortuna, arrivano 2 volte all'anno, adesso è primavera, le giornate del FAI di primavera, lo sapete benissimo, e quindi noi abbiamo il piacere di avere, adesso vi presento le nostre ospiti, chi ci darà un'infarinata generale su tutto quello che si può vedere, ricordandoci però che bisogna sempre prendersi per tempo, ovvero prenotare possibilmente prima per solite ragioni di sicurezza. E allora chi è con noi? Abbiamo il piacere di avere la Presidente Isabella di Collalto De Croì, Presidente Associazione per le Ville Venete, grazie di essere qui con noi. Grazie, buongiorno. Nonché principessa di Isabella Collalto, giusto? Isabella De Croì, principessa. Quindi è rimasto questo titolo, insomma, è sì, un vezzo, però un vezzo nobiliare che è anche carino, dopo lo racconteremo, che è una cosa simpatica. Grazie. E ben ritornata alla nostra Presidente del FAI del Veneto, Ines Lanfranchi Thomas, grazie anche a lei, Grazie. Presidente. Grazie. Come ogni anno puntualmente ci ritroviamo. Certo. Allora, fine settimana ci attende per quanto riguarda i beni del FAI, ne parleremo. Io prima voglio interagire invece con la Presidente dell'Associazione per le Ville Venete, peraltro nel Consiglio di amministrazione anche dell'Istituto regionale per le Ville Venete. Insomma, sono l'associazione, che cosa fa in particolar modo? Voi avete delle iniziative straordinarie, ma chi raduna, chi fa parte di questa associazione? Allora, fanno parte di questa associazione tutta una serie di ville, sia in Veneto che in Friuli, in Venezia Giulia. Abbiamo dunque le 2 regioni, copriamo 2 regioni. Quindi proprio il nord-est. Il nord-est, diciamo il nord-est, partiamo dal catalogo dell'Istituto regionale delle Ville Venete, che conta qualcosa come 4.300 ville. Ce ne sono circa 500 in Friuli, il resto in Veneto. Allora, quello che noi facciamo, riuniamo i proprietari di queste ville venete. Li riuniamo, ma per quale ragione? Perché riteniamo che insieme possiamo fare molto e possiamo dare molto. Possiamo fare molto mettendoci in rete, ovvero sia costituendo tutta una serie di iniziative. Usciamo da un periodo che è un periodo molto duro, che è stato quello del Covid. È iniziato, le difficoltà, la pandemia è iniziata proprio nel momento in cui ho assunto la presidenza dell'associazione, situazione che avrebbe potuto mettere chiunque nel panico, dicendo: e io cosa faccio adesso? Devo pur fare qualcosa per le nostre ville. Ebbene, sono stati 2 anni di riflessione intensa, interna. Abbiamo cercato di sviluppare quella che era la nostra brand identity, abbiamo cercato di focalizzarci su noi stessi e su ciò che i proprietari potevano aspettarsi da noi. Ed è così che siamo arrivati all'elaborazione di 2 strumenti che ritengo sia molto utile conoscere, perché veramente possono portare moltissimo ai nostri visitatori, alle scuole, a chiunque si voglia approcciare questo mondo che è di una bellezza straordinaria, e in realtà la bellezza crea la bellezza e poi fa bene allo spirito. Vi posso parlare di questi 2 strumenti? Assolutamente sì. Prima volevo ricordare una cosa, tutto questo nasce perché anche lei è proprietaria storicamente, preistoricamente di famiglia di uno di questi patrimoni, no? Il Castello di Collalto, sì, che peraltro è un'azienda produttiva. Sì, assolutamente. Quella è la cosa interessante della storia delle Ville Venete, ovvero sia le Ville Venete sono nate
come centri aziendali delle proprietà terriere delle famiglie veneziane. Questa è proprio l'origine, e la cosa interessante è che ci sono tuttora molte ville che continuano ad avere una produzione agricola, ovvero sia sempre legata al territorio. Il legame tra il territorio e la villa è fortissimo e deve continuare ad essere così, perché è un arricchimento, un accrescimento reciproco. Per quanto riguarda il castello di San Salvatore, che è il castello di cui sono la felice proprietaria, o di cui ho l'onore di essermi stato trasmesso da mio padre, ecco, il castello effettivamente risale al 1245 ed è circondato da un paesaggio straordinario, naturalmente parlando delle colline del Prosecco, parlando del patrimonio infatti mondiale. Collochiamolo esatto, geograficamente, sì, nelle zone delle colline. Sì, assolutamente, nelle zone delle colline del Prosecco, e questo castello è legato comunque ad un'azienda agricola che c'è sempre stato, ovvero sia una produzione agricola ce l'ha sempre, e nello specifico io mi occupo di vino, adesso l'attività si è concentrata sull'attività vitivinicola e di produzione di olio. E effettivamente questo legame con il territorio, con l'attività agricola ci ha fatto capire che era importante valorizzare le ville anche per quello che la loro produzione poteva dare, ovvero sia quando noi pensiamo al visitatore, cosa cerca il visitatore dei giorni nostri? Cerca una forma di turismo esperienziale, ovvero sia vivere le ville. Le ville sono degli organismi viventi, sono delle strutture vive che hanno un'anima, che possono dare molto. Ed effettivamente il fatto di viverle proprio dall'interno, viverle magari con il proprietario attraverso una visita guidata, è un'esperienza che dà moltissimo. Passando poi a quella che è la produzione di queste aziende, pensiamo alla produzione, penso a quella di vino innanzitutto, ma di tutti gli altri prodotti agricoli, e la possibilità di degustarli direttamente sul posto. Questo naturalmente, a parte il beneficio di avere dei prodotti a chilometro zero, fa sì che anche il visitatore si renda conto della ricchezza di ciò che il nostro territorio può offrire, per cui questo tipo di turismo è assolutamente un successo straordinario, primo per la prossimità, perché le nostre ville ma sono a portata di mano. Pensiamo al Veneto, stiamo parlando di Veneto, praticamente ce ne sono talmente tante che ci sono addirittura dei comuni che ne contano persino 10, non tutte sono aperte al pubblico naturalmente, però queste ville ci sono, hanno dei parchi, hanno dei giardini, e oserei dire la grande novità adesso è che i proprietari diventano dei veri e propri imprenditori, cioè si crea un'attività economica, che è un indotto. Esatto, che è fondamentale anche perché lei vabbè, lo sa bene, ma lo sono soprattutto certi proprietari di ville anche nella Riviera del Brenta. Mantenere una villa è estremamente oneroso, per cui bisogna inventarsi in qualche modo, no? In Francia i famosi chateau si sono trasformati in strutture di alta ricettività proprio per riuscire a mantenere. Poi ci sono dei vincoli ambientali architettonici che non vi danno tanta possibilità, no? No. E quindi questo diventa un po' fondamentale. Poi, come vediamo dalle immagini, è una bellissima occasione per tenerli sempre a contatto con le persone, quindi mantenerli proprio in vita, perché altrimenti diventano dei musei, no? Esatto, quello che noi vogliamo è allontanarci dall'idea della sola monumentalità, della sola rappresentatività di questi nostri beni, ma proprio farle vivere come delle realtà che si toccano con mano, delle realtà che consentono di passare una giornata serena, di relax, di benessere anche, perché quello che fa bene, diciamo, quando si è circondati da bello, in realtà ci si sente inevitabilmente meglio, no? La bellezza genera bellezza, questo è un dato di fatto, e la genera anche per il proprio animo, per lo spirito. Assolutamente. Dopo voglio arrivare anche all'iniziativa che avete avviato, ma ci arriviamo work in progress, certo. Non sveliamo subito le carte ai nostri telespettatori. Sempre per far vivere, perché quando si parla delle giornate del FAI di primavera si svelano o si rivelano determinati beni che ci sono sul nostro territorio, che non sempre sono fruibili a tutti, al pubblico, e che hanno una loro vita. Tante volte si scoprono dei luoghi che non era possibile accedere perché hanno delle funzioni, no, delle destinazioni particolari, e invece queste sono delle giornate proprio dedicate a spalancare le porte.
Però c'è un lavoro dietro. C'è un lavoro fortissimo, grazie ai tantissimi volontari, agli apprendisti ciceroni, che sono i giovani delle scuole che si sono preparati in questi mesi per aprire moltissimi luoghi, spesso sconosciuti, mai aperti, e questo anche grazie ai privati che hanno voluto far entrare il FAI e quindi il pubblico nelle loro case. Sono ville, castelli, giardini che si aprono per la prima volta e che forse non si apriranno più, perché questo fine settimana è dedicato dal FAI al patrimonio quasi sconosciuto, poco noto in Italia. Sono in Veneto 42 i beni che vengono aperti. Adesso qui vediamo questo rifugio antiaereo a Belluno, ed è emozionante soprattutto in questo momento vedere un rifugio antiaereo, e proprio sulla guerra in corso il FAI ha fatto diciamo un approfondimento, perché non è il momento di festeggiare, è un momento di una gioia molto contenuta proprio nel rispetto di chi vicino a noi sta soffrendo, e proprio alla popolazione ucraina e al patrimonio ucraino, quando questa guerra, speriamo il prima possibile, sarà finita, il FAI ha deciso di destinare una somma importante per il restauro di un monumento ucraino, e quindi nel rispetto di questi valori identitari ci riuniamo anche noi attorno al nostro patrimonio, proprio per sentirci anche un popolo, per sentirci più vicini anche a chi in questo momento sta soffrendo, con molto rispetto e molto dolore anche noi. In Veneto la prenotazione non è obbligatoria come le passate edizioni, è consigliata, però si può anche accedere senza prenotazione nei vari beni. Su www.giornatefai.it si possono vedere i beni, quelli che hanno bisogno di prenotazione, in cui la prenotazione è consigliata, invece in cui non c'è prenotazione si può accedere liberamente. Infatti no, perché a volte c'era stato anche nella scorsa edizione, adesso non ricordo bene, che molte persone poi ci avevano scritto dicendo ma non è stato possibile vederlo, era solo per pochi eletti, era solo per gli iscritti al FAI, abbiamo fatto il giro dei chilometri per arrivare a non poter visitare, quindi molte persone assetate, no, di conoscenza. L'iscrizione è sempre consigliata, perché il FAI ha bisogno delle iscrizioni per portare avanti gli obiettivi di cura e tutela di un patrimonio. Il FAI possiede 68 beni, di cui 50 sono aperti al pubblico, e per mantenere questi beni naturalmente occorrono dei contributi non indifferenti, perché il restauro che viene fatto in questi beni che vengono aperti al pubblico sono restauri filologici continui, perché non è che il FAI restaura una volta e poi lascia perdere il bene, e quindi l'attenzione è continua e naturalmente le necessità sono molte. Assolutamente, c'è un messaggio che è arrivato. Quindi invitiamo il pubblico veramente a far festa in questo fine settimana, quindi visitateci, perché troverete delle sorprese e dei beni veramente sconosciuti e bellissimi, e poi ci sarà motivo anche per parlare di subsidenza, di green, di climate change, quindi tanti argomenti che verranno affrontati dai narratori e dai volontari del FAI che apriranno i beni. Ecco, per andare, ringraziamo chi ha scritto il messaggio adesso, per andare un po' a guardare dietro le quinte del lavoro che c'è del FAI, perché interessa sempre, no, capire cosa ci sta dietro, i criteri anche di scelta, che cosa deve essere fatto a quel bene per poterlo aprire, la preparazione stessa dei ragazzi quando incomincia, tutto. Vorrei dedicare anche alcuni minuti proprio a far scoprire queste cose che sono importanti, perché poi valorizzano anche l'attività dei volontari, il vostro ruolo, e lo stesso poi faremo con dietro le quinte delle ville naturalmente per scoprire cosa vuol dire anche quello. Allora ne parliamo insieme tra pochi secondi dopo la pubblicità.